fondamentale la multidisciplinarietà, ormai si parla sempre e solo di questo perché soltanto dall'integrazione tra i vari specialisti c'è la possibilità di affrontare, in questo caso oggi si parla di neoplasie ginecologiche, comunque un aspetto molto importante e che va valutato sul territorio e per fortuna può essere affrontato in questo territorio con tutte le possibilità terapeutiche che oggi abbiamo. Quindi la provincia di Agrigento è dotata del servizio di radioterapia assolutamente efficiente e che permette di effettuare tutte le moderne tecniche di trattamento e che ci permettono oggi di affrontare trattamenti esclusivi come nel caso del carcinoma della cervice, anche se il nostro sogno è quello di non incontrarci più a parlare di tumori della cervice, spingendo molto su quello che oggi è la vaccinazione, la prevenzione da questo punto di vista, però ancora noi vediamo questi casi e quindi li trattiamo in integrazione con i colleghi dell'oncologia medica. I tumori dell'endometrio ancora c'è molto spazio per i trattamenti adiuvanti esclusivi con la radioterapia, l'integrazione con la chirurgia e tutte le moderne possibilità farmacologiche che oggi abbiamo, e anche nei tumori dell'ovaio oggi abbiamo la possibilità di fare dei trattamenti sempre più conformati su delle lesioni molto piccole con trattamenti stereotassici ad intensità modulata, con possibilità terapeutiche nuove che ci permettono di affrontare anche questo tipo di patologie che molte volte vengono affrontate con trattamenti sistemici anche in una buona fetta di pazienti che oggi riusciamo a cronicizzare anche in questo tipo di neoplasie che continuano a svolgere un ruolo importante nell'incidenza e nella cura dei tumori. Dottore Capodieci, queste iniziative servono anche per far incontrare l'ospedale e il territorio, gli operatori della medicina di base. Quante ce ne vorrebbero di questi incontri? Come è cresciuta in questo momento la collaborazione tra questi due aspetti della sanità pubblica? Io dico, questi eventi servono per creare il confronto non solo all'interno dell'azienda ma anche con tutti gli esperti, con tutti i professori universitari e quindi ben vengano. Devo dire che c'è una ricca produzione di eventi nella provincia di Agrigento. Oggi siamo qui a Sciacca sulla parte diciamo, di oncologia. E l'oncologia è un punto in questo momento che è proprio quello che diceva lei, la domanda che mi fa, di congiunzione tra l'ospedale e il territorio. Perché vede, io ripeto sempre ai nostri operatori che il paziente è uno solo. Prima magari è ricoverato in oncologia, poi avrà bisogno delle cure del territorio, avrà bisogno delle cure del medico di medicina generale e noi dobbiamo prenderlo in carico dall'inizio della malattia fino alla guarigione o nel caso di diciamo più infausto è sempre a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E quindi è importante una integrazione di quello che è questo percorso, perché non è che il paziente quando esce dall'ospedale non sa dove poter andare. Allora in questo caso l'organizzazione nuova, che è questa organizzazione che è stata dettata dal nuovo decreto ministeriale che noi chiamiamo con la sigla DM77, ci obbliga a creare dei percorsi che sono guidati dall'azienda e devono essere guidati dall'azienda e non ad iniziativa purtroppo del paziente come è stato fino a qualche tempo fa. Dottoressa Scandura, qual è il contributo che queste iniziative danno al vostro lavoro quotidiano e al rapporto con l'utenza? Oggi noi intendiamo porre l'accento a delle patologie tutto sommato importanti ma abbastanza rare. Parleremo di tumore ovarico che colpisce 500 donne in Sicilia ogni anno, 5.000 donne in Italia, quindi tutto sommato una neoplasia che possiamo considerare rara. Ma parleremo anche di problematiche più frequenti come il carcinoma dell'endometrio e della cervice uterina, in quest'ultimo caso ponendo l'accento agli strumenti di prevenzione quale il vaccino per il papillomavirus e il test di screening che sono fondamentali per salvare la vita. Ma oggi l'importanza di questa iniziativa del dottore Sant'Angelo è quello di fare conoscere i PDTA regionali che funzionano, ci sono e rendono la Sicilia una delle regioni assolutamente più virtuose per quanto riguarda la possibilità di accesso a quelle che sono le cure migliori, più importanti, che determinano sopravvivenza all'interno di quella che è questa nostra regione.
Io credo che al di là di quelle che sono le innovazioni scientifiche, fortunatamente oggi veramente tante in tutti gli ambiti oncologici e a maggior ragione anche nei tumori ginecologici, con l'ingresso appunto di farmaci come l'immunoterapia in alcuni tipi di tumori, quali la cervice e l'endometrio, è importante avere anche riorganizzare quelli che sono i percorsi di cura, e quindi in questo senso la collaborazione tra ospedale e territorio, specialisti e medicina e medici di medicina generale è fondamentale per formare proprio una vera e propria rete, in modo tale da poter offrire ai pazienti dei percorsi di cura efficaci, personalizzati e soprattutto coordinati. Ed è proprio qui diciamo, il punto fondamentale. Questa è una delle sfide più importanti nell'ambito oncologico, e quindi il concetto della multidisciplinarietà è oggi più che mai fondamentale, perché è importante che il paziente riceva tutta una serie di cure sia oncologiche ma soprattutto cure integrate, e solo con la multidisciplinarietà, solo con la collaborazione a 360 gradi con le diverse figure professionali questo lo possiamo raggiungere.